l'informazione su Video Regione 1, come sempre l'approfondimento con la voce del Friuli. Quest'oggi parliamo di imprese, situazioni economiche in Friuli, Venezia Giulia e non solo, col nostro ospite, per chiarire e soprattutto capire cosa accade, no? Perché tutti parlano, ma poi alla fine siamo a poche settimane, a 4 settimane dal fine anno, la situazione mi pare che non è per nulla cambiata, no? Ma diciamo che abbiamo avuto 2, forse 3 trimestri che sono stati abbastanza positivi rispetto all'anno precedente. Adesso c'è questa questione che sta, diciamo, dilapidando quello che è successo, anche perché se non ci sarà un accordo con l'Europa dove non riusciremo ad abbassare lo spread, aumentano questi tassi che poi si riverberano immediatamente su famiglie e soprattutto su imprese, e quindi rallenteremo la capacità di acquisire finanziamenti e crediti, perché le banche, come lei sa, sono tutte obbligate a comprare bocci CT, e quindi sale e si riverbera il tutto. E se non dovessero risolvere un po' questa situazione, cioè un accordo dove uno abbassa lo spread in qualche modo, sicuramente avremo una recessione. Certo. Che sarà anche pericolosa, anche perché ci sono delle banche che, se dovesse finire malauguratamente il quantitative easing, c'è, che so io, ad esempio Unicredit, dove dovrebbe restituire 47 miliardi entro giugno dell'anno prossimo, quindi è sperabile di no, perché metterebbe in difficoltà Unicredit, ma ci sono anche altre dove nell'insieme mi pare siano 110-115 miliardi da restituire. Quindi la situazione sta diventando pesante. Poi io non faccio una critica politica, ma una critica proprio dal punto di vista tecnico-finanziario. Cioè, se vuoi veramente litigare con l'Europa, litiga, ma non per il 2% che poi è del PIL, che poi è l'1%. Cioè, se vuoi litigare non puoi litigare per un caffè, cioè o fai una pianificazione, dico io, dove proponi un sistema, un cambiamento vero, concreto, reale, diciamo una robina, cioè noi abbiamo di spese solo per stipendi, il sistema militare ci costa 10,4 miliardi di euro. Quindi se dividiamo per 140.000 il numerino pro capite è interessante, voglio dire, quindi non parliamo di attrezzature per i militari, non parliamo naturalmente di polizia o servizi di sicurezza, parliamo semplicemente di militari impiegati poco, mettiamola fra parentesi, non dico impiegati niente, e abbiamo probabilmente uno stuolo di generali che forse in certi casi è anche superfluo. Le stellette vanno su, no? Perché le stellette, se sono pulite sì, bene, poi luccicano, no? Sì, Senta, Specogna, allora tutti continuano a dire, anzi la maggior parte di chi viaggia nel web, non so se lei ha occasione di vedere i social network e via dicendo, ma tutti che chiedono questa Italix, no? Questa Ital Exit, un po' sulla falsa riga della Brexit. Insomma, onestamente ci sono comunque delle belle differenze fra la Gran Bretagna e l'Italia, cioè se mentre diciamo così, i britannici si sono permessi, tra parentesi, di uscire dall'Europa, uscire per quanto riguarda il discorso legato a Maastricht e a Schengen, però comunque restano dentro per altre cose, no? Però loro possono fare questo perché comunque hanno un sistema ultra centenario che continua sempre a far girare l'economia. Noi onestamente non possiamo non solo sognarcelo, ma nemmeno farlo passare per l'anticamera del cervello, no? Ma ci sono due cose che ci rendono diversi, diciamo così, dagli inglesi e anche dai francesi. Cioè noi le colonie le abbiamo perse, abbiamo rinunciato alle colonie, e le loro colonie in realtà versano i capitali in valuta alla Banca Centrale d'Inghilterra e alla Banca Centrale di Francia. Cioè che so io, il Camerun, che è indipendente sì, però tanto per essere chiari, la valuta che ha la Banca del Camerun è depositata a Parigi, cioè se si scopre una miniera, se c'è un'azienda da vendere, il privilegiato è un francese, quindi diciamo che sono contesti diversi che noi non abbiamo. Poi Londra è un'altra situazione, perché a me fa sorridere un po' il discorso della quantità di soldini per uscire, perché se guardiamo il fatto che Londra era
in BCE col 12%, solo di signoraggio i 60-70 miliardi che dovrebbe pagare, pagherà, o forse sì, forse no, in realtà è il signoraggio che può aver incassato in un anno o due. Cioè, quindi sì, gli chiediamo che ci renda qualcosa. È una buona uscita, usiamo Ma questo sì, che termine, ci dia dai. qualcosa. È una buona giusto. uscita dall'Europa. Ecco, quindi noi non possiamo permettercelo, anche perché noi non abbiamo la sostenibilità alimentare, non abbiamo la borsa di Londra, e le nostre aziende, ma io direi che ormai non so se neanche sono nostre, perché a questo punto abbiamo venduto quasi tutto, ci rimane Certo. pochissimo da svendere o da vendere. E quindi uscire oggi come oggi senza una pianificazione importante equivarrebbe effettivamente ad un suicidio. Certo. Ecco. Ecco, no, giusto, e questo è logico quello che stiamo dicendo, perché ci sono ancora molte persone che non sono esperte di economia e scrivono un sacco di stupidaggini su Facebook dicendo bisogna così, cioè, senza capire che cos'è il grano e che cos'è l'orzo, no? Per fare un esempio. No? Allora, secondo me, su Facebook si può scrivere quello che si vuole, però magari quando dobbiamo scrivere robe serie, informiamoci prima, no? Cioè andiamo a capire da chi conosce il mercato e chi batte il territorio, che ne sa magari qualcosa di più. Senta, Specogna, nell'ultimo periodo, anzi proprio negli ultimi mesi, c'è questa grossa apertura, già da prima, ma adesso con la nuova giunta regionale si sta spingendo molto verso l'estremo oriente, in particolare la Cina. No? La Cina è diventata una sorta di paradiso terrestre per riqualificare il Friuli Venezia Giulia con le varie attività, sia per quanto riguarda il settore diciamo così, del legno, piuttosto che la viticoltura, piuttosto che l'agricoltura. Non c'è secondo lei il rischio che tra qualche anno paghiamo dazio verso queste... Ma io direi che sicuramente noi pagheremo dazio, anche perché ci sono le linee di investimento che puntano su Trieste e su Genova. E Trieste è una direttrice importante e poi io un po' da friulano dico mi sento un po' preoccupato, anche perché Trieste, qualora arrivassero veramente tutti i finanziamenti in corso da parte dei cinesi e ottenesse anche che sia un benestare finanziario, un'isola felice, da questo punto di vista noi Friuli probabilmente avremo un arretramento finanziario e produttivo importante che ci riporterebbe un po' indietro in questa situazione. Ci sarebbe una pericolosa retromarcia di 40 anni forse. Sì, io penso di sì, onestamente, cioè parlerei di tornare al Taramotto. Sì, torniamo al tempi dell'ortolano. Sì. No, perché adesso tutti parlano, ci sono anche delle persone che conosco, insomma, che hanno fatto l'ultimo viaggio per quanto riguarda la viticoltura, proprio nella zona cinese insomma, per far conoscere i nostri vini, eccetera. Il problema è che un conto era... Non c'è reciprocità. Un conto, il problema, lo so meglio di me, un conto era aprire verso la Russia, dove arrivavano i soldi, i rubli stavolta sono quelli buoni, non quelli dei tempi di Kosygin, insomma arrivavano i rubli buoni, però questi investivano e l'economia gira. I cinesi invece è pericoloso proprio perché loro arrivano, conoscono e dopo 2 minuti fanno meglio di te il vino senza sapere come farlo. Ma noi come abbiamo sempre detto in realtà, cioè noi dovremmo puntare non sulla competitività contro queste situazioni dove la manodopera è bassissima, la capacità di produrre è illimitata, noi dovremmo puntare esclusivamente sulla qualità, cioè dal punto di vista alimentare, ma soprattutto dal punto di vista turistico. È sorprendente che noi non garantiamo né sicurezza né guide adeguate né servizi adeguati, cioè noi chiudiamo anche i musei ogni tanto la domenica, cioè, e queste sono priorità italiane che non ha nessuno al mondo. Noi non sappiamo venderci, cioè, effettivamente, cioè, giriamo il mondo perché non conosciamo neanche l'Italia alla fin fine. Questo è pacifico. Purtroppo. Senta, stiamo andando verso la chiusura, Specogna. 2019, secondo lei, sarà finalmente l'anno zero di ripartenza oppure sarà ancora un anno stagnante dove purtroppo diciamo così, sabbatico e il fondo del barile non è ancora toccato? Ma il problema di solito arriva dalla politica, perché tutto il resto è legato lì. L'economia spinge la politica, però ci sono le europee, lei sa meglio di me che ormai sono tutti in campagna elettorale, quindi è una campagna elettorale continua. troppo lunga anche perché
sì, non finisce mai e ogni tanto ci sono delle invenzioni anche strane. Io dico, per fortuna i commercialisti si sono impuntati, altrimenti nessuno avrebbe saputo neanche come fare la fattura elettronica. Saremmo arrivati al collasso del sistema per eccesso di burocrazia. E poi ci sono delle situazioni, io dico da imprenditori imbarazzanti, tipo il ponte di Genova, dove l'Avvocatura dello Stato non si costituisce parte civile, di conseguenza non può neanche nominare i controperiti delle autostrade per un giudizio, dove il committente si sostituisce in questo caso al concessionario e decide di fare. Quindi ci sono delle situazioni che mettono in difficoltà sia le aziende nostre italiane sia le aziende di fuori, perché c'è tanta confusione politica e la certezza del diritto e la certezza delle regole sono fondamentali. Questo vale in tutti gli stati civili. Non si va da nessuna parte, insomma. Questo è un problema che Certo. secondo me non stanno ancora neanche pensando. Vabbè, dai, arriva Natale, tutti andiamo a fare le feste, chi farà la settimana bianca, chi va a sciare, chi va a fare i botti di Capodanno, chi farà il mutuo per andare a farsi il viaggetto alle Seychelles e via dicendo. Insomma, comunque tutto andrà bene, poi tutto il resto penseremo dopo il 6 gennaio, no? Anche dopo le elezioni europee. Sì, anche dopo le elezioni va tutto bene. Sì, facciamo finta di niente. I gilet non ci sono da queste parti, dai, non abbiamo, anzi i gilet li usiamo solo per fare la barba. Grazie all'ospite, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Noi torniamo come sempre, stessa ora, mandi e alla prossima. Buonasera a tutti.